Un altro tema tattico importantissimo è l'attacco di scoperta. Allora, analizziamo questa situazione e vediamo come praticamente la donna è sulla stessa colonna del re nero. Quindi non è scacco perché c'è davanti questo cavallo. Quindi se il bianco toglie il cavallo e lo mette in qualsiasi posizione, c'è uno scacco, il famoso scacco di scoperta. Questo è molto forte, questo tipo di attacco, perché il cavallo può muoversi in qualsiasi situazione, può mettersi anche in pericolo. Supponiamo che qui ci fosse questo, anzi, ma basta solamente andare qui in pericolo, cavallo in G4 che è sotto presa del cavallo nero, ma il nero non può approfittare di questo bellissimo omaggio da parte del bianco perché si deve parare dallo scacco. Quindi il modo migliore per sfruttare questo tipo di attacco, in questo caso l'attacco di scoperta con scacco, è giocare cavallo in C4 scacco. Uno dice cavoli, muovo il cavallo, sembra che io dia scacco col cavallo, invece no, sto andando con la donna, quindi cavallo in C4 scacco, difendiamo il re e ora cavallo per A5 e ho guadagnato la donna. Hai capito come è successo? È un tipo di attacco molto silente. Giocatori esperti sanno bene cosa significa e hanno molto paura di questo tipo di attacco. Quindi se io muovo la donna e mi metto subito sulla traiettoria del re, come minimo la prima mossa da fare è questa qui. Se invece io, anziché giocare diciamo a carte coperte, mi scopro, è ovvio che così è scacco, ma in questo caso si difende subito, no? Quindi invece è più bello giocare in modo silente dietro le quinte e a questo punto, qualsiasi mossa del nero, cavallo in C4, scacco, il re o si sposta o viene coperto e poi posso catturare la donna. Questo è un attacco fortissimo, in questo caso si chiama scacco di scoperta, ma ci sono gli attacchi normalissimi di scoperta, ma il tema è comunque questo. Guardiamo quest'altra posizione, siamo in presenza di un arrocco lungo perché i re non si trovano nell'ala di re ma si trovano nell'ala di donna e guardiamo un pochettino come funziona questa situazione. Abbiamo le due donne messe in una zona molto attiva e vediamo un po' i pericoli quali sono. C'è intanto una pressione su questi punti, pedone minaccia questo pedone, la donna minaccia questo pedone, la torre minaccia questo pedone, qui abbiamo un cavallo che difende e torre che difende. Tocca al bianco, quindi abbiamo 1, 2, 3 pezzi che attaccano contro 1 e 2 che difendono, quindi il bianco sicuramente deve correre ai ripari. Guarda che soluzione trova, una soluzione veramente geniale. Torre per F6, andiamo ad eliminare questo pezzo e allo stesso tempo creiamo un'impedonatura al nero. A questo punto sacrificio di donna in D7, il re costretto a catturare in D7 e scacco di scoperta, pedone per C5 e ora il re si sposta o comunque viene coperto dalla donna e torre per D6. Questo è un modo elegantissimo per andare in vantaggio.